La signora Norina era una vecchietta veramente a modo. Era una donnina che da tantissimi anni ormai coltivava il suo orto, aveva un orto perfetto, proprio bello, tutte le sue aiuole ordinate, tutte corrette, ben fatte. C'era solo un problema. Da un po' di tempo aveva una talpa che non riusciva a catturare. Lei non faceva mai male agli animali, infatti anche negli anni precedenti aveva sempre catturato le talpe con questa sua trappola particolare che comunque l'animale restava ancora vivo e lei poi lo portava fuori dal paese, 500-600 metri, la rilasciava nei campi così facesse la sua vita, ma lei comunque ci teneva alla precisione delle sue aiuole. Questa volta la talpa proprio non si faceva catturare. Lei ogni mattina andava lì a controllare, la trappola era aperta, ma la talpa non c'era. Piuttosto preoccupata, non sapeva cosa fare, finché a questo punto decide, e ormai si organizza, e per tutta la notte ha deciso di star lì a guardare fino a quando non avesse visto questa talpa e capito che cosa stesse succedendo. Era la notte del solstizio d'estate, era la notte del 24 di giugno, una notte bellissima. C'era una luna stupenda che illuminava tutto, lunghe ombre nere che nell'orto e poi anche dalla casa scendevano giù verso il giardino. Era bello, un silenzio stupendo, coi grilli che cantavano. Era veramente una notte stupenda e tiepida. E lei, con la sua vanga, nascosta dietro il grosso cespuglio del rosmarino, stava lì a guardare questa trappola che aveva messo a 2-3 metri di distanza. Passano le ore ma non succede niente, finché a un certo punto, al rintocco della mezzanotte, sente anche il clang della trappola. Tutta contenta va lì perché sente lo scalpiccio della talpa che è dentro, va lì e sta per prenderla e resta stupita con la bocca aperta, perché nella trappola sì c'è la talpa, ma fuori dalla trappola c'è un esserino piccolo piccolo che con un chiodo arrugginito è lì che armeggia per aprire la serratura e fare scappare la bestiola. Lei è lì che la guarda, non sa che cosa fare. A un certo punto la trappola scatta, la talpa scappa via e lei con una mano prende questo esserino e lo tiene fra le due mani e lo porta in casa. In casa si guarda in giro, non sa dove metterlo, se non nella vecchia gabbia di canarino che non aveva mai ospitato nessun animaletto, era lì da una vita. Prende l'esserino, lo mette nella gabbietta, chiude con un lucchettino e si mette lì a guardare questo esserino che si è seduto per terra e sta guardando lei guarda lui, non sa che cosa fare. Lei ai folletti non ci aveva mai creduto veramente. Sua nonna, sua mamma, lei stessa raccontava storie sui folletti, sugli gnomi, sulle presenze del bosco. Erano storie per i nipoti, storie per i bambini, a cui non ci si crede veramente, insomma, sono quelle cose in cui ci si crede a metà della metà, non possono essere vere. Ma lei stava guardando un folletto nella gabbia del canarino. E a questo punto le è tornato anche in mente che i folletti sono ghiotti di latte, proprio la cosa che loro amano di più. Tutta contenta è andata in frigo, ha preso una tazzina da caffè, l'ha riempito con il latte che aveva in frigo. Era latte a lunga conservazione, non era proprio latte di mucca appena munto come si dovrebbe dare a un folletto. Però dicevo, si deve accontentare al giorno d'oggi, questo è il latte che abbiamo. E con la tazzina va lì alla gabbietta del canarino, apre la porticina, mette dentro la tazzina del caffè, l'esserino tutto contento si alza in piedi, dalla cintura toglie un boccalino piccolissimo e comincia a riempirlo nella tazzina piena di latte e comincia a bere tutto contento. Lei lo guarda, resta lì ancora un po' a osservarlo, poi però si rende conto che ormai veramente l'ora si è fatta tarda. Dice, boh, deciderò domani mattina cosa fare, vediamo un po'. Si prende e va a letto, va a dormire e la mattina successiva quando si sveglia, convinta di aver sognato tutto, entra in cucina e vede che l'esserino è ancora lì seduto nella sua gabbietta, la tazzina è completamente vuota e lei lo guarda, riprende la tazzina, gliela riempie di nuovo di latte e poi si appoggia al mobile che ha lì vicino e comincia a guardarlo e si chiede, ma lo fa a voce alta, ma lei ormai è da sola, è convinta di parlare fra sé e sé, e dice, ma chissà come si chiama questo esserino. Lui a questo punto si alza in piedi tutto impettito e dice, il mio nome è Pelut.
io sono il custode di quella grande quercia che c'è laggiù in fondo al vostro giardino. È una quercia che è lì da 200-300 anni almeno. Infatti io ho visto ho visto voi quando eravate bambina, ho visto i vostri figli, ho visto la gente crescere e questo è un posto che io amo moltissimo. La donna lo guarda, adesso veramente è stupita e colpita e lo osserva, vede che ha un cappello che è bellissimo, sembra il cappello quello di Robin Hood, proprio uguale, a cui una pennetta colorata, i capelli biondi che gli scendono con questo ciuffone tipo anni 70 e anche la camicia che ha sembra quelli degli anni 70 con questo collo lungo lungo ed è un colore giallo aranciato che comunque è cangiante, cambia di colore come la giacchettina marrone. Ogni volta che lui si sposta anche i colori cambiano e questo essere si vede che sicuramente è mimetico totalmente perché è assolutamente invisibile. Ha dei calzoni alla zuava color marroncino, dei calzettoni chiari che sembrano di lana grezza e un paio di babbucce molto simpatiche, è bellissimo da vedere. Lei a questo punto vuole fare amicizia perché vuole finalmente capire chi lui sia, cosa faccia e cominciano a parlare, comincia a raccontargli molte cose e a un certo punto il Pelut le dice sentite, ma a questo punto mi dovete liberare, non possiamo essere amici io in una gabbia e voi di fuori, perché non è una cosa che si possa fare. D'accordo, io ti libero anche, però se poi tu quando esci scompari, cosa facciamo? E poi spiegami ancora una cosa, come mai io adesso ti vedo e posso parlare con te quando in tutti questi anni e secoli tu non ti sei mai fatto vedere da noi? È successo tutto la notte del solstizio d'estate. E c'è un momento particolare a mezzanotte, gli spiega il folletto, in cui noi, folletti e gnomi del bosco, siamo visibili per voi umani. Voi, signora Norina, avete avuto la fortuna di trovarmi proprio a mezzanotte. Adesso abbiamo fatto amicizia, per cui io resto tranquillamente visibile per voi, ma per nessun altro che io non conosco, che comunque in questo momento non sia qui. Norina a questo punto è delusa, dice, ma no, ma non posso quindi neanche farti vedere a mio nipote, come facciamo? Matteo sarebbe contentissimo di poterti vedere, parlare con te. Vabbè dai, per lui faremo uno strappo, dice il folletto, però solo per lui, non è che possiamo adesso chiamare qui le folle. Va bene, fa lei, facciamo così, allora io ti apro la porticina e così poi quando arriva anche mio nipote domani e dopodomani ci parliamo e vediamo un po'. Lui esce dalla porticina, si stiracchia un momento e un attimo dopo scompare. No, fa Norina. Resta lì a fissare la gabbietta e dietro di sé sente un colpo di tosse perché è arrivato suo figlio Giovanni con il piccolo Matteo. Sono arrivati per fargli una sorpresa perché il genitore voleva che il bambino restasse con lei per la notte perché dovevano uscire a cena e voleva chiederle se poteva restare lì tutto il giorno e anche la notte. Lei si gira e dice, ma come mai siete qui allora? Io non vi aspettavo proprio, le spiega tutto e a questo punto Norina saluta suo figlio, dice, buon Giovanni, vai, lascia qua tuo figlio, vedrai che con Matteo ci divertiamo, stiamo tutto il giorno nell'orto, andiamo giù a vedere le nostre piante, faremo un sacco di cose. Sì, fa Giovanni, però mi raccomando, mamma, non fare come al solito, che poi al bambino gli racconti storie di folletti, di gnomi, di cose strane, che poi la maestra ci chiama a scuola, sia a me che Maria, e noi non sappiamo cosa dirle perché tu racconti queste storie come raccontavi anche a me. Sì, fa lei, raccontavo anche a te, anche tua nonna te ne ha raccontate tante, ma tu oggi sembra mai dimenticarti di tutto questo. Mamma dai, basta con le fantasie, adesso devo scappare. E il figlio se ne va, lei prende Matteo per la mano e via che vanno giù verso l'orto, vanno giù verso la muraglia, verso il grande muro della fine del suo confine. Quando arrivano giù, lei comincia a guardarsi in giro, guarda su in alto, è lì che guarda questo grande albero e Matteo guarda la nonna e guarda l'albero, non sapendo cosa aspettarsi, anche un po' preoccupato per la nonna che era piuttosto strana. E a un certo punto dalla punta dell'albero vedono scendere una luce velocissima che arriva giù fino al ramo più basso dell'antica quercia e si vede questo esserino piccolissimo proprio sul ramo davanti agli occhi di Matteo. Matteo resta lì con la bocca spalancata, guarda questo folletto bellissimo, guarda sua nonna
guarda il folletto e non sa che cosa fare, non sa che cosa dire. E il folletto a questo punto si presenta e dice di essere Pelut e di avere un pensiero, un dono sia per lui che per la nonna. E infatti spiega a tutti e due che è stato chiamato a fare un grande viaggio perché lui, come anche tutti i folletti del bosco, anche dei boschi vicini, erano stati chiamati a fare un lungo viaggio, addirittura avrebbero dovuto attraversare la grande acqua perché c'era una grande foresta che stava bruciando molto lontano da lì e loro dovevano andare ad aiutare gli animali e le piante a spegnere questo grande fuoco. Un giorno magari sarebbe anche ritornato. Però aveva in mano un gomitolo che era piccolissimo, era grande come un'albicocca e l'ha donato alla nonna e le ha detto: guardate, signora Norina, voi con questo gomitolo potrete fare tutto quello che volete, calzini, calzettoni, pantaloni, maglie, magliette, tutto quello che volete. Basta che voi lo usiate con gentilezza e soprattutto che non vi facciate pagare. E Norina lo prende ben contenta, ma era un gomitolo grande come un'albicocca, per cui sì e no che sarebbe riuscita a fare un calzino di Matteo, forse neanche quello. Però era contentissima di questo regalo e lo ha preso e lo ha tenuto. E poi Pelut si rivolge a Matteo e le dice: guarda, per te che sei così amico degli animali, io ti ho portato questo braccialetto in legno di betulla. Ogni volta che tu lo metterai al polso, riuscirai a sentire la voce degli animali e a capire quello che stanno dicendo. Un'unica cosa ti è assolutamente vietata: non dovrai mai per nessun motivo fare del male a qualcuno di loro, perché in questo caso il braccialetto scomparirà. Contenti, il nonno e il nipote salutano il folletto che si allontana, una luce velocissima nel cielo azzurro, tornano a casa e poi il tempo trascorre, molto tempo trascorre, con Norina che con questo piccolo gomitolo è riuscita a fare calze, calzini, calzettoni e questo gomitolo non finisce mai. Lei lo consuma ma lui continua sempre a restare di questa sua grandezza e spessore, questa albicocca. Passano molti anni, Norina ormai non c'è più, Matteo si è sposato con Denise, Denise continua a filare ancora e a lavorare questo gomitolo che non finisce mai, molto spesso si siede in giardino con i suoi due figli, continua a lavorare con i ferri questo gomitolo. Matteo invece è diventato un veterinario molto famoso. Molte persone arrivano anche dai paesi vicini, vengono a cercare Matteo il veterinario, perché tutti dicono che è così bravo con gli animali, sembra addirittura che parli con loro e che capisca quello che dicono. Una cosa fa Matteo ogni mattina: riempie una piccola scodellina di latte, la porta su una mensola sotto la grande quercia e la lascia lì, perché lui sa che un giorno Pelut tornerà.